il lungomare, adesso si vede già un po' meglio, vedete di fronte a noi. Abbiamo qui tutta la baia, abbiamo il porto di Gibilterra di fronte, vedete che c'è anche la grande nave da crociera nel porto di Gibilterra, e la città che occupa tutta questa parte occidentale. Nella parte orientale di Gibilterra non c'è niente perché lo strapiombo è proprio così a picco verticale fino al mare, allora non c'è spazio lì per la città, e tutta la città viene allora costruita nella parte occidentale di Gibilterra. Guardando da terra, adesso vedrete la dogana, è una dogana come se fosse un altro paese, primo controllo con bandiera spagnola, alcuni metri neutrali in mezzo, e dopo dogana della dittatura, che dovevano portare tutto da fuori, niente entrava qui dalla Spagna. Quindi Gibilterra c'erano i pescatori che andavano con lo strascico sopra o no? Blocchi di cemento, blocchi di cemento si buttano quando vuoi visitare. loro stanno sempre Eccolo qua. Se non riesci a fare la maglia di ¿Tú has llegado alguna vez en avión? No. Pues yo llegué una vez y se supone que por parte porque hay una cosa china abajo. Y tú vas a mirar por la ventana y ahora que está así. Y dice, ahí es donde que está así. Ah, vabbè, vado. Será a la derecha. Si dice terminare, no terminare. Si dice terminare. Un'isola quasi interamente composta da roccia calcarea di origini giurassiche, di anni fa, e poggia su sedimenti sabbiosi di origini... Hola. 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 En un momento ponemos la cinta. Nei primi anni dell'VIII secolo, quando Tariq ibn Ziyad, promontorio deserto, e dà inizio al primo periodo di occupazione araba, che va dal 711 al 1000. ¿Sabéis que adentro de Gibraltar, la roca, existe 55 kilómetros túneles, galerías militares, excavados a mano? Da chi? Británicos y canadienses durante la Segunda Guerra Mondiale. Un complesso di case popolari costruito poco dopo. Si tratta di spiagge piuttosto piccole e quindi Galleria. No problema, esto no es mi pullman. Pero África no se ve, África no está adelante. A la derecha, pero avanti África, allá. No. El tiempo, malo. No. Non buono. El mare. Atlantico e dopo la Spagna. Sí, España, allí. Sì, e dopo l'Atlantico. Avanti África. Sì. Pero hoy África no. E dopo l'Atlantico. Solo se ve España. A la sinistra. De San Miguel. Y, atención, incluye galerías, túneles
militares adentro de Gibraltar. Es un documental film, documental DVD, DVD, más galería de fotos. Fahid bin Abdul Aziz Al Zahra. Y è tanto serio? ahora aparcamos acá. Aparcamos acá 10 minutos. Sì, ma adesso lo avevo staccato. Perché non siamo in Spagna? Dopo, vabbè. Ma guarda che accetta gli euro. Però Che rogna. Potremmo andare. La poteva mano. Ospita il parco ed è l'habitat naturale delle famose scimmie. La vegetazione che ora ricopre la rocca ha poco in comune con arabi nel lontano VIII secolo. Gli alberi della foresta furono presto abbattuti per fare posto ai pascoli o utilizzati durante i frequenti assedi. Capre e per 600 varietà di piante che fioriscono in varie epoche dell'anno. Por favore, no darle mangiare a scimmie. È un grato recuerdo della visita di Gibraltar. Queste strette strade a senso unico noterete sulla vostra destra grossi anelli metallici conficcati nella roccia. Venivano utilizzati per facilitare il faticoso. La più grande è la grotta di San Michele, conosciuta ed esplorata già in tempi romani. Nel 1940, durante alcuni lavori, fu scoperto vicino all'ingresso principale l'apertura inferiore e contenente un piccolo lago. Si tratta della che sarà pronto per ripartire dopo che voi siete entrati per la visita. In quest'area circolano numerosi veicoli al termine della visita. L'avione militare, nella pista atterrissaggio. Marcha para arriba, no aterriza. Atención al cartel amarillo, aviso. No den de comer a los chivis, los monos. 4.000. Ah, sai, cosa Ok. niente da le monos. Ai scimmie.
sono le scimmie di Gibilterra. Si tratta della specie conosciuta come Macaca sylvanus, scimmie senza coda. Gibilterra è diminuito e in tutta fretta fa arrivare nuovi esemplari dal Marocco. Gli oltre 200 esemplari vivono suddivisi in 5 gruppi ed ognuno occupa un'area di... Para foto con le scimmie. Oh, la vista, la panoramica. Wow. Ok, la camera dei macachi, le scimmie. Mira le scimmie. Ora andiamo. Addio. Lontana qua verso. Ok, el Pullman Parking. Oggi il scimmiotto. Quanto ha finito che struga da no? Guarda che opite di roba. Sono le fai weight e una. Guarda. Ma che mestiere? Arrivederci scimmie. Ciao, ciao! Ciao. Ciao macachi! Andiamo. Grassista. Costruzioni civili in questa zona. Qui è un... Sì, sì, perché avevo visto che sa che io qualcosa del borso. Era in titi. Sulla destra la Tower of Homage, la torre dell'omaggio, ciò che resta del castello arabo costruito più di 8 secoli fa ed uno dei più importanti resti archeologici di epoca araba ancora visibili. Pochi metri più in là, sulla sinistra, è una delle zone più vecchie della città. Questo è il corso principale di scale tra un edificio e l'altro, i loro vicoli stretti, i portoni delle case che si aprono direttamente sulla strada. Arriva. Bravo. Battista Scandella. Next, Three Roses Bar. Poco dopo il grande assedio nel 1783. Nei giardini un enorme dragon tree, una specie di palma originaria delle isole Canarie. Accanto alla biblioteca la sede del Gibraltar Chronicle, dove si stampa il locale quotidiano. Sulla destra la chiesa di Sant'Andrea. L'ingresso di mattoni rossi sulla sinistra è quello governatore di Gibilterra. Ecco, è il Palazzo Governatore di Gibilterra.
Y esta es la vía principal, la strada principal. Commercio, tiendas. Tra la cattedrale anglicana abbiamo anche una cattedrale cattolica sulla Main Street, costruita sui resti di una moschea. Accanto al museo, sulla destra, una delle 4 sinagoghe, a circa 200 anni. Oltre il King's Bastion, sulla sinistra, un monumento nel 1932. Ci troviamo all'interno della vecchia fortezza e della città. Ovunque si accetta l'euro. Siamo giunti al termine di questo. Palacio del Gobernador. ¿Y comanda solo Sacramento? Il 2, per l'ultimo semaforo. Bueno, meno male che non c'è nessun aereo, perché quando passa l'aereo allora c'è la fila lunga per arrivare fino a qua. Anche perché ho visto che sbagliato Però è una zona lì molto limitata, non è che si può visitare tutto, se già va su per le loro installazioni militari, le loro cose, e allora non è molto visitata quella parte. Bueno, devo spiegare anche qualcosa perché molti di voi mi chiamate Pablo. E Pablo no, Pablo è Paolo. Paco è Piaccio, era una sola C. Faceva la pubblicità di un vino, sono una cantina importante di Jerez, nella città di Jerez, Osborne, esattamente Osborne.